Incredibile, bellissima come barzelletta. Il magazziniere praticamente, tu prendi i pacchi, li scendi. Aiutando altre persone. Un lavoro con carrello? Sì. Un lavoro di qualità, giustamente. È un po' pesante, giustamente, ma certo, un lavoro di responsabilità. Si guadagna, giustamente mi pagano 50 euro al giorno. Al giorno? Sì. Ah, complimenti, una bella paga. Tu dimmi, sei motorizzato? In che senso? Cioè sarebbe a dire, hai la macchina? La macchina in questo momento non ce l'ho. La patente ce l'hai? Neanche, me la devo... ascolta, c'hai pure un motore? E infatti mi sto comprando... Ancora non ce l'hai il motore? No, me lo sto comprando, lo sto pagando a poco a bollettino, me lo sto comprando, il scooter nuovo me lo sto comprando. E cioè praticamente la ragazza che sarà disposta a uscire con te, come uscirai con lei praticamente? No? A piedi, naturalmente farai un po' di ginnastica. No, che c'è? In questo momento, quando la conosco, usciamo un po' a piedi, poi in quel momento lo faccio uscire con motorino. A lei? A lei. E tu ci vai da presso a piedi naturalmente, fai ginnastica? No, che c'entra? Tutte e due in motorino, giustamente. Se lei abita, che so... alla Spagnola o in campagna via Trapani che vuole il passaggio, io ce l'ho con piacere, non è che la lascio a piedi così, giustamente. Certo, certo. Perché sono un ragazzo affascinante, sensibile, dolce, carino. Ma soprattutto affascinante. Grazie, soprattutto. Te lo dicono in molti che sei affascinante. Me l'hanno detto tutti, ma non c'è una ragazza che mi vuole veramente, giustamente, perché non capiscono niente da me, giustamente, perché fanno prendere la persona sbagliata. Certo, ce ne sono molte che fanno delle scelte sbagliate. Lo so. Purtroppo la vita è questa, Massimo. Lo so. Amore bello, hai visto che sorpresa. Allora,